Marciapiedi e strade scivolose, la neve ha imbiancato tutta la provincia con apporti significativi anche a fondovalle, pedoni a rischio caduta e viabilità molto a rilento. Previsione azzeccata, i primi fiocchi nella tarda serata di giovedì. Il risveglio dei bellunesi è stato all'insegna del bianco. Numerosi gli incidenti, tutti fortunatamente senza feriti. Si è trattato per lo più di uscite di strada autonome e di qualche collisione. Sul fronte manutentivo nessun problema, uomini e mezzi al lavoro fin dalla notte, nonostante le preoccupazioni della vigilia. Di primo mattino ho sentito il responsabile di Veneto Strade, Sandro D'Agostini, il quale mi ha fatto un po' il punto della situazione. Mi pare che sia tutto sotto controllo. È chiaro che quando arriva la neve qualche situazione di disagio sicuramente questo lo comporta, ma mi sembra che siamo riusciti a parare bene il colpo. Già, per questa volta, ma alla luce delle poche risorse garantite dalla provincia a Veneto Strade, che gestisce la rete, cosa potrà succedere in futuro? Per qualche mese di certo. Adesso noi abbiamo un incontro molto importante martedì in Regione Veneto, quel famoso tavolo tecnico con l'assessore Ciambetti finalmente è stato organizzato, e in quell'occasione sicuramente porteremo all'attenzione il problema delle strade, il problema delle viabilità e tutti i problemi connessi alle risorse della provincia per la legge 25. Da 5 a 15 centimetri di neve fresca, ma gli apporti sono anche di più alle quote elevate. Tutte le strade sono percorribili, ma con pneumatici invernali o catene, e i mezzi pesanti, oltre gli 800 metri di quota, possono transitare esclusivamente con le catene montate. A creare ulteriori problemi alla viabilità in quota il vento forte. Sopra i 1000 metri molti tratti stradali sono interessati da neve ventata. Solo con le catene si può procedere.